convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Eccoci qua. Che giorno è? Con musiche, con sigle, con applausi e tante cose. Per esempio, con i convenevoli formulaici, genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. In simultanea, insieme a Francesco il Grande, quando sono scoccate le 12:45, lui è assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica, mentre entrambi siamo sospesi a, ve lo dico subito, 137,7 metri sopra il livello del mare. Temperatura interna, la commissione ci ha detto, commissione ambiente meteorologica, la commissione termometro è chiamata giornalmente, ci dice 24,2 interni centigradi, esterni ve lo dirò tra pochi istanti, 4,7. Si parlava con Francesco, c'è il gelo. Questo è, si dice, non so se si dice anche a Roma, Francesco, dalle mie parti si dice un freddo becco, che non so se sia l'allusione, il becco, il cornuto anche, perché poi è lo stambecco. Allora, non ho capito se è freddo becco perché si allude a questi animali che stanno di solitamente sui monti, o a qualcos'altro. Qua si dice li mortacci che freddo. In Friuli c'è freight, che proprio nel suono, nell'onomatopea del termine si sente. Il Furlan è un popolo legato alla terra. C'è freight! Quando senti un c'è freight, ti viene, se anche il 15 agosto un c'è freight, ti viene un po' un brivido di freddo. 64% l'umidità e 1024 tondi in millibar la pressione. L'abbraccio come sempre forte alla signora Carmela Adrianangela e Clotilde. Loro ci seguono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione che si abbona a Radio Libertà, campo oltre 100 anni, meditato gente, meditate. Naturalmente tanti sono i supporti dai quali seguirci. Sorella tosse. Twitch, il social di ultima generazione, ma prima ancora la Radio DAB, il sito radiolibertà.net, il profilo Facebook per orientarvi tra le nostre trasmissioni, perché il sottoscritto, per esempio, ogni notte che il Dio manda in terra pubblica la sinossi delle sue interviste, e lì quindi potete avere questo riferimento destinato a tutte le donne e gli uomini di buona volontà e gratis, quindi un applauso alla parola gratis. E poi Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. E poi ancora YouTube e l'applicazione, l'app iOS Android, cioè iPhone, cellulari e smartphone, che vi permettono di seguirci ovunque voi siate. Vardelo lì, c'è Biel Fantat, no, non sono io, Lorenzo il Magnifico che si è avvicendato. Io ero un tempo un Biel Fantat, secoli. La scaletta, bravissima. No, aspetta, te la devo aggiornare. Perché ve la devo aggiornare? Perché all'ultimo momento, molto interessante, ci sarà per cui Parlamento l'intervento di Manfredi Potenti, senatore livornese, che
rappresenta la Lega anche in Commissione Giustizia a Palazzo Madama. Perché? Perché ha presentato un emendamento il decreto legge giustizia molto interessante, perché grazie a questo emendamento entra nei consigli giudiziari che agiscono all'interno delle corti d'appello, vengono ammessi anche avvocati e quindi praticamente rappresentanti laici. E questo sono questi consigli giudiziari organismi ausiliari del CSM e hanno potere di esprimere motivati pareri sui casi territoriali. Composizione mista, anche loro hanno quindi sia togati che laici, magistrati, ma anche appunto avvocati e professori universitari. Me ne ero dimenticato. Grazie a questo emendamento c'è la possibilità da parte di questi consigli giudiziari di assistere alle discussioni sulle valutazioni di professionalità dei magistrati. In pratica daranno anche questi consigli giudiziari il voto ai magistrati, e poi ci sarà anche hanno potere, diciamo, intervengono anche sul passaggio funzioni, sull'incompatibilità di sede del magistrato per ragioni di parentela con esercenti attività forensi e l'incompatibilità per rapporti parentela o affinità con altri magistrati, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Insomma, se vi capita di leggere questo, è un comunicato, chiaramente è tecnico, non è difficile da capire, è facilissimo, però è tecnico. Se leggete bene, è una bomba, poi bisogna vedere gli effetti reali, ma intanto è stata stampata la mappa per cominciare a entrare in quel mondo autoreferenziale impenetrabile che è il mondo della magistratura italiana. Quindi sono davvero contento di avere l'opportunità di parlarvene poi con un addetto ai lavori, perché Manfredi Potenti è anche laureato in giurisprudenza. Prima ancora avremo una bella notizia, una buona notizia, che non è stata ripresa se non dalla Verità l'altro giorno. Giuseppe Liturri c'è dato notizia di una sentenza negli Stati Uniti, nel Texas, mi sembra, del Texas, ha dato ragione ai dipendenti, in particolare a uno, ma che ne rappresenta tanti altri, dell'American Airlines. E cosa vuol dire questo? Un passo alla volta. Allora, questa causa riguardava le pensioni. E cosa c'entra questo? Un passo alla volta. L'American Airlines ha versato i contributi previdenziali dei suoi lavoratori adesso la parola esatta, a un fondo, a una società finanziaria. E cosa c'entra questo? Questa società finanziaria ha speso un sacco di soldi nelle commissioni ESG, quelle che in pratica valutano la compatibilità ambientale, insomma gli organismi, i bracci armati del woke culture. E in pratica la giustizia americana sancisce che tu i soldi non li puoi spendere, non puoi togliere i soldi ai lavoratori per inseguire le fole del clima, perché questi lavoratori hanno versato i soldi per la loro pensione, non per avere un clima migliore. Quello è un altro comparto, tutto è un nobilissimo intento, ma tu i miei soldi, se io ti do i miei soldi per la pensione, tu non li puoi usare per magari la prossima volta, se andassimo avanti di questo indirizzo, la prossima volta li usiamo per i cessi, per io o le trans, non si può dire i trans. Io lo sapete che sono molto inclusivo con tutti i sessi previsti e non previsti, ma sono anche molto discriminatorio per le cose stupide, per le cose sceme, per le cose che non stanno in piedi. E questo è importante, intanto perché sancisce un principio e quindi un precedente, e poi anche perché nel contesto generale veramente sembrerebbe che il vento è cambiato. È già la terza volta che ve lo dico sta settimana, ma è una notizia che mi ha colpito. Queste commissioni OSG hanno annunciato diverse aziende, tra cui una casa produttrice di un whisky bourbon del Tennessee che mi piace moltissimo,
e che non nomino perché se vogliono fare pubblicità non hanno che da chiederlo, e anche queste e tante altre hanno annunciato che toglieranno queste commissioni. Questo vuol dire che da una parte il vento è cambiato, sto parlando degli Stati Uniti, perché Trump lo ha già fatto sapere, ha già detto tomo tomo cacchio cacchio, come direbbe il grande Antonio De Curtis, che basta soldi a queste situazioni, a queste organizzazioni, questi organismi che vanno verso la woke culture. Basta, cioè l'arcobaleno non abita più qui, perlomeno non abita più nel portafoglio del governo americano, lo ha annunciato Trump. In più, dopo le scoppole, le pesanti scoppole elettorali, si capisce che va meno di moda, sta andando molto meno di moda l'argomento arcobaleno, e quindi infatti queste commissioni sono state chiuse. Per quello che ho visto non c'è stato un strepitare, anzi sono passate in sordina. Mi fa venire in mente Erika la sposo l'ammazza, un film con Ellen May, di Ellen May e il grandissimo, gigantesco, immenso Walter Matthau. Lei è un'ereditiera, una professoressa universitaria ereditiera, sfruttata da quelli che lavorano per lei nella sua grande casa. Arriva Walter Matthau, li sgama uno a uno e c'è questa riunione meravigliosa dell'avvocato James Coco, il grande James Coco, che dice: amici miei, è stato bellissimo, ma ogni bella storia ha una sua conclusione. E singhiozzando dice loro che non potranno più sfruttare Ellen May, per dire in soldoni. Ecco, ho l'impressione che in queste commissioni sia successa la stessa cosa. Per esempio, te ne accorgi anche Ilo, la trans, è una bellissima donna, quindi la trans, consigliere comunale del PD, che si è messa addirittura ad accusare quel ragazzo. Adesso chiedo scusa, lui non ho il nome in testa, ma è quello che fa, che è importantissimo, ma sarebbe proprio per questo giusto ricordare il nome, me ne dispiaccio, che fotografa le borseggiatrici nelle stazioni dei metro. Lei dopo che è stato addirittura picchiato, aveva la faccia piena di sangue e lei continuava a dargli contro, ad accusarlo. Una cosa inverosimile, una cosa impressionante. Le borseggiatrici prendono di mira le persone più deboli, gli anziani, i bambini, i disabili, le donne incinte, i deboli, le borseggiatrici. E lei le ha sostenute? Non si può filmare il razzismo. Insomma, è un anno che non la vedete più in televisione. Era tutto, credo, trasmissione, quello lì, come si chiama, del Debbio. Ecco, quello lì che ha fatto quello che dovrei fare anch'io, dimagrire di 50 kg. Ecco, era sempre da lui, non c'è più. Evidentemente questo è un argomento che non tira più, anzi, tira al contrario. Madonna che lui... Ostia, non essere blasfemo. Mamma mia, l'ho tirata lunga e quindi mi resta giusto il tempo, un paio di minuti, perché poi dopo le 13 ti do adesso la scaletta. Lorenzo, abbiamo poi il buon governo. Il buon governo è l'argomento e anche il titolo di un saggio che è ancora alle stampe, non è stato pubblicato. Sono andato un po' a tentoni, sono andato un po' alla cieca, ne parleremo con il professor Flavio Felice, che è ordinario di storia del diritto. Scusate, storia delle dottrine politiche. È molto interessante. Sono partito un po' dalla sinossi, un po' ho grattato di qua e di là, e si tratta di un saggio. Il professor Flavio Felice, chi segue queste trasmissioni lo conosce sicuramente, ci sono anche i suoi articoli, si possono leggere i suoi articoli su Avvenire, anche sul giornale, e anche sul Sole 24 Ore. Il buon governo in Italia ha una radice antica, l'Italia dei comuni. Se non ricordo male, già dalle elementari, poi si ribadisce alle medie e alle superiori, di solito, cos'è il terzo anno, ti insegnano che l'Italia dei comuni è stata forse tra le più prospere che si sia mai vista. Già il termine Italia è un po' improprio, no? È un'espressione, era un'espressione geografica, diceva De Curios. Sta di fatto comunque che fu un periodo molto florido,
lo testimonia le bellezze architettoniche e monumentali delle città, e venivano governate grazie a principi poliarchici, che si basavano sulla democrazia e sulla funzionalità, sulla suddivisione della responsabilità. E da lì possiamo partire, per quello che poi le cose funzionavano, e da lì il professore parte nel suo libro, che leggeremo quando uscirà presto nelle librerie. Si può maturare si può maturare e articolare un discorso che parli di buon governo. Allora, 12:59, andiamo subito con un jingle e poi ti faccio sapere, ti do subito la scaletta, e tra 5 minuti riprendiamo che giorno è. Adesso mettiamo un brano. Allora, Leinhard Skynard, Linard con la Y, Skynard, che era il nome storpiato di un professore che li prendeva in giro perché avevano i capelli lunghi. Sweet Home Alabama è un gran bel pezzo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Di nuovo in diretta con Radio Libertà, che giorno è? Con voi, se lo volete, 0292947222. E poi naturalmente servizio WhatsApp che dice 340-670-9659, che dice quello che volete voi, ovviamente. E partiamo con i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. 1622 nasce Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Allora, come Joffre lo conosciamo tutti e quindi non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Non ho fatto in tempo a trovare frasi e aforismi. Invece una figura molto citata anche da studiosi contemporanei, 1809, quindi stiamo in pieno XIX secolo, nato, morto 1865. Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, filosofo, economista, sociologo, disse: i giornali sono i cimiteri delle idee. E poi disse anche: la proprietà è un furto. Quindi siamo agli albori del socialismo. E poi Lorenzo, qual è il tuo rapporto con l'arte? No. Allora, a Milano, e non posso dirti nulla, sono 20 anni, più di 20 anni, e devo ancora andare alla GAM di Milano. E penso che col tesserino giornalista ci andrei pure gratis. Galleria di arte moderna. Ci sono capolavori del Novecento e anche di prima, perché questo è dell'Ottocento, e c'è anche Le due madri. Un lavoro che oserei dire, come, guarda, voglio cercarlo, voglio metterlo in condivisione perché lo merita. È celeberrimo, peraltro. È un lavoro di Giovanni Segantini, che di cui oggi ricorre il genetriaco. Lui era di Arcense, di Arco, Trento, poi da giovane, che il papà lo ha mandato a studiare a Milano, qualcosa del genere. Questo è... ditemi voi cos'è questo capolavoro. Suscita sensazioni che non possono nemmeno essere verbalizzate, e credo che anche chi non ha avuto modo di attraversare una realtà rurale di campagna percepisca. A me vengono in mente gli odori del fieno, della cacca della mucca, naturalmente, tutti quegli odori che si sentono in una stalla, e il vitellino. Io ho avuto da bambino l'esperienza di veder nascere un vitellino, e poi infatti prima o poi diventerò vegano. Non mi piace perché sono fanatici, ma vegetariano sì, perché non sono un gran carnivoro, però diciamo gioco sull'impostura e sull'ipocrisia quando addento una bella tagliata, perché sono animali splendidi. Poi si parlava di soldi, Lorenzo. Pensa che quando era ragazzo, 17 anni, 1923, lui è nato, credo, Alessandria d'Egitto, insomma lui è greco, ma credo sia nato a Alessandria o in Turchia, e forse a Smirne, dove i greci erano perseguitati, quindi i genitori lo hanno fatto scappare negli Stati Uniti. L'hanno fatto, no, scusa, in Argentina, con $60, che forse non erano pochissimi nel 1923, ma francamente poi è diventato uno dei più grandi miliardari della storia del XX secolo. Forse lo hai sentito nominare anche tu. Era armatore, quindi Aristotele Onassis.
è partito con $60 e ha costruito un impero praticamente era padrone della Grecia e anche di più. Ed è partito facendo, faceva tutti i lavori possibili e immaginabili. Quindi una figura, poi visto che adesso se ne parla molto perché c'è anche il film, si sposò, comunque fu fidanzato, diciamo, con Maria Callas. I have a dream. Chi lo ha detto? Martin Luther King, che vinse anche il Nobel per la pace. Una frase mi sono dimenticato di Aristotele Onassis: meglio essere infelici sui cuscini di una Rolls Royce che essere infelici sulle panchette di un tram. Catalano. E poi abbiamo tutti, almeno molti lo consideriamo veronese, lui invece è romagnolo di Cesena, Francesco Amadori, e quindi anche lui ha costruito un impero mica male, non paragonabile a quello di Onassis, ma insomma, se qualcuno ti dice che non sai fare qualcosa è perché quel qualcuno ha paura che tu quella cosa la faccia meglio di lui, hai capito? I polli, Francesco Amadori. Poi è stato Gigi Radix, Luigi Radice, ha giocato nel Milan, ma soprattutto ha vinto uno scudetto leggendario nel 1976 con il Torino. Lui era scomparso nel 2018, era Brianzolo, il classico sergente di ferro. Raccontava un giocatore del Torino che vinse quello scudetto storico. Lo soffriva la Juve, la Juventus aveva 5 punti di vantaggio sul Torino. Il Torino credo sia l'ultima squadra che ha vinto uno scudetto perdendo la prima partita di campionato. Da quella volta tutti coloro che perdono la prima partita di campionato non sono riusciti comunque a vincere lo scudetto. Non vorrei sbagliare, non vorrei che ci fosse una Juventus di Allegri, non vorrei. Comunque era un Torino anche che faceva un gran gioco. C'era Graziani. Credo che Graziani raccontasse che un giorno, dopo un pareggio con una squadra diciamo meno forte, è entrato negli spogliatoi, ci siamo tutti imborghesiti con questo cipiglio, spaventando i giocatori che gli volevano un gran bene dell'anima. Però poi abbiamo questo è un ricco, un ricastro, un riccone, un banchiere che ne ha impoveriti tanti, Gianni Zonin, il crack del Banco Popolare di Vicenza, un crack da 5 miliardi. E poi è legato al brano che vi ho fatto sentire Ronnie Van Zant, che era appunto uno dei componenti dei Lynyrd Skynyrd, scomparso in un incidente aereo nel 1977. Loro comunque credo abbia preso il suo posto un cugino. Tanto mi sembra che una volta tra due cugini di questa band, perché ci sono parenti, si sono presi a pugni durante un concerto, sono fatti così. Loro sono sudisti. Infatti ci sono, nei loro concerti ci sono simbologie, tutte quelle diciamo i confederati, insomma. E se andate a vedere le immagini su YouTube, ai loro concerti non c'è una persona di colore, però musicalmente sono ineccepibili. Magazine 3, tra i suoi conduttori c'era anche Oreste De Fornari, a mio avviso brillante critico cinematografico. Poi abbiamo Enrico Mentana, che lui è di origini calabresi, papà è di origini calabresi, ed è praticamente stato al servizio, potremmo dire, di Craxi, di Berlusconi, di Prodi, insomma ha surfato i principali uomini di potere degli ultimi 40 anni, e quindi qualche merito lo avrà anche lui.
una vera belva, direi, da quel punto di vista. Poi c'è un giocatore, era difensore dell'Inter, che vinse lo scudetto con un altro sergente di ferro, Eugenio Barsellini, che a sua volta ha allenato il Torino, quel Torino che rovesciò la Juve in un derby, Juve avanti 2-0 e in 5 minuti il Torino gliene fece 3. Nazareno Canuti, che poi ha giocato anche nel Milan e che poi l'ho sentito raccontare in quelle trasmissioni sportive delle TV private, aveva dei piedi straordinari, era bravissimo con i piedi, solo che spiegava un ex calciatore: ma tu sei bravo, ma sei in squadra con gente che è più brava di te e alla fine devi fare quello che ti dice l'allenatore. Se l'allenatore ti dice stai dietro e spazza tutto quello che si muove, e come diceva Paolo Rocco, se l'hai il ballon pazienza, devi farlo anche quando hai grandi doti tecniche, come è il caso di Nazareno Canuti. E poi, signori miei, oggi c'è un genetriaco insomma importante. E chi è? Giorgia Meloni. È il genetriaco di Giorgia Meloni. Auguri a lei naturalmente. E c'è anche un genetriaco, Stefano del Brembo. Mamma, quanti siete arrivati? Qua vedo 20 o di più. Eh, 280, non ci crede, sempre pari. Mio padre mi portava a vedere la grande Inter di Herrera perché sono nato in via Rembrandt, angolo a Retusa. Andavamo allo stadio a piedi. Io ho visto Mariolino Corso all'ombra. Lo giuro, mi sembrava ieri, 55 anni fa. Saluto sempre Signora Lisetta per la sua classe e la sua educazione. Stefano del Barembo. Riportiamo anche i saluti a signora Lisetta. Sì, ma è leggendario questo. C'era vero poi. Mario Corso, quando in primavera, maggio faceva caldo, indipendentemente da dove gli dicesse Herrera di metterlo, stava sul lato dell'ombra, e in inverno invece sul lato del sole. È un genio assoluto. C'era Herrera che lo metteva sempre sulla lista dei partenti perché non lo voleva. Angelo Moratti diceva sì sì sì, va bene, e dopo invece assolutamente, perché era il beniamino di Angelo Moratti, ma anche di Massimo, di tutti, insomma, tutti gli interisti della grande Inter. Hanno Mariolino Corso, il veronese, lo scaligero Mariolino Corso nel cuore. E ricordo anche un articolo, un epitaffio praticamente molto toccante, molto bello, da parte di un grande juventino, anzi antipatizzante Inter. Sto parlando di Mughini, Giampiero Mughini, che quando è morto Mariolino Corso, non molto tempo fa, ha scritto un articolo bellissimo ricordando la punizione a foglia morta durante, credo fosse un Inter-Liverpool degli anni 60. Grazie Stefano che mi hai dato modo di parlare della grande Inter, che non ero troppo piccolo, non l'ho avuto, però l'ho sentita raccontare da parte di mio papà, che era tifoso di quello squadrone che vinse veramente parecchio. Allora, adesso facciamo così, andiamo ancora a un altro brano dei Lionel Skynyrd, che ho messo in scaletta, quindi musica per voi, come prevede questa trasmissione, e poi i rilevamenti demoscopici, i sondaggiati.
sempre in simultanea, ancora alcuni minuti insieme. Produzione industriale novembre 2024, ultimi dati Istat. Si stima che l'indice della produzione industriale aumenti dello 0,3% rispetto a ottobre. Nella media del trimestre settembre-novembre il livello della produzione diminuisce dello 0,4% rispetto ai 3 mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali per l'energia più 1,6, i beni di consumo più 0,9 e i beni intermedi più 0,3. Flessione invece per i beni strumentali meno 0,6. Allora togliamo la condivisione se c'è. Perfetto, vedo il pollice. Allora, nota non so se c'è una telefonata, nota sull'andamento dell'economia italiana novembre-dicembre 2024. Le prospettive dell'economia mondiale per il 2025 si confermano positive, con una riduzione dei differenziali di crescita tra USA e area euro, tra USA. Permane un'elevata incertezza generata dalle persistenti tensioni geopolitiche, eccetera, eccetera. Allora, l'inflazione in Italia rimane inferiore alla media dell'area euro. A dicembre l'indice armonizzato IPCA è cresciuto dell'1,4, poi abbiamo nel terzo trimestre prosegue la ripresa del potere d'acquisto delle famiglie, più 0,4 rispetto al più 1,1 del secondo trimestre. Peggiora la fiducia dei consumatori. Il calo dell'occupazione e la sintesi di effetti eterogenei, si riducono gli uomini dipendenti a termine ai 15-34 anni, i dipendenti permanenti e chi ha almeno 35 anni di età. Rispetto al trimestre precedente si registra comunque un incremento dello 0,2 più 49.000 unità. Diminuiscono occupati e disoccupati, ed è spiegato perché. Le esportazioni sono in lieve calo a seguito di una riduzione dei volumi esportati. Nello stesso periodo in forte miglioramento il saldo commerciale, però 45 miliardi di euro. Togliamo la condivisione. Allora, se si può togliere, ecco, perfetto, la condivisione, se la togliamo. Grazie. Poi abbiamo l'ultimo sondaggetto della giornata. Allora, quorum realizzato da Quorum, committente Sky TG24. Fiducia nei personaggi, nelle personalità della politica italiana. Allora, abbiamo 64 Mattarella, 39 Meloni, 29 Tajani, 25 Lislen, 25 Giuseppe Conte, 20 Matteo Salvini, 17 Carlo Calenda, Renzi 11. Poi abbiamo quanto si fida dei seguenti esponenti. Allora, qui parliamo di Donald Trump, fiducia 19, non ha fiducia 74. Elon Musk, fiducia 18, non ha fiducia 70. Comunque il committente Sky TG24, quindi vi ricordo, questo diciamo che tendenzialmente vira verso la sinistra, perché ormai il giornalismo è anche questo, dire alle persone quello che amano sentirsi dire. Allora, il giudizio sul lavoro fatto dal governo finora: 43 positivo, 47 negativo. Trump avrà un effetto positivo sugli equilibri internazionali, molto positivo 31, molto negativo 50, non sa 19. E poi Trump e il rapporto con l'Italia, positivo 32, 46 negativo. Trump visto come un elemento positivo per il mondo da Giorgia Meloni, vediamo un po'. Le relazioni tra Italia e gli Stati Uniti miglioreranno, 48 dicono che miglioreranno, peggioreranno 25. Qui si parla del Starlink, lo sapete, la rete satellitare.
sì, sarebbe un fattore importante per lo sviluppo. 28, no, l'infrastruttura serve, non si può affidare a un'azienda straniera. 26, no, l'infrastruttura non serve. 21, no, l'infrastruttura serve ma costa troppo. 8. E finalmente siamo arrivati alle variazioni di voto. Fratelli d'Italia 28,3, PD 23,3, 5 Stelle 11,5, Forza Italia 9,3, Lega 8,2, Alleanza Verdi Sinistra 6,3, Calenda 2,9, Azione Italia Viva 2. E 13:30, perfetto, siamo in orario. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina.
Green vuol dire danno, non è più solo un'opinione ma anche una sentenza di Reed O'Connor, giudice federale del Texas. È una notizia che ha dato ragione a un pilota dell'American Airlines. È una notizia molto, molto importante, costituisce un precedente notevole, potrebbe essere, diciamo, la leva sulla quale cominciare a rimandare dove deve stare il mondo woke e dell'esasperazione ambientalista. Devo dire che non ne ha parlato nessuno tranne il nostro ospite, si tratta di Giuseppe Liturri, lo leggiamo sulla Verità e poi anche online su Star Mag e Out. Allora, bentornato ai nostri microfoni, dottor Liturri, grazie per essere qui a disposizione dei nostri ascoltatori. A lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, una sentenza importantissima, era anche sulla prima pagina della Verità di ieri. E allora andiamo con ordine. La legge federale del Texas stabilisce che non si possono buttare via i soldi inseguendo certe follie ambientaliste o arcobaleno che dir si voglia. Ma andiamo con ordine allora. Prego, a lei la parola. Sì, la vicenda purtroppo in Italia non ha avuto alcuna eco, ma su tutti i più importanti media internazionali invece l'ha avuta, perché lì già il vento è cambiato, ed è cambiato in modo deciso, perché ormai da settimane, io lo sottolineando, settimane se non mesi, continuano a essersi articoli su Wall Street Journal, Financial Times, che segnalano la fine di questa deriva. Purtroppo, ripeto, qui da noi ancora viaggiamo nei sogni, però andiamo alla vicenda specifica. La vicenda specifica è importante e costituisce già un segnale per gli europei e gli italiani, quindi non è una cosa che rimane confinata là oltreoceano. Perché? Ci sono dei piani di risparmio pensionistici, un po' simili a quelli che ci sono in Italia, cioè il datore di lavoro trattiene una somma al lavoratore, la destina a dei fondi pensione. Questi fondi pensione ovviamente devono fare delle scelte di impiego di queste attività finanziarie, di questa liquidità. E nella scelta di impiego di questo denaro, che è dei lavoratori, ecco perché il pilota dell'American Airlines è coinvolto in questa vicenda, il pilota e altri 100.000 dipendenti di American Airlines, perché quel fondo pensione vale qualcosa come circa 20 miliardi di dollari, cioè una cosa importante. Cos'è accaduto? Che c'è un rapporto fiduciario tra il dipendente e l'azienda. Io ti lascio trattenere questo denaro purché tu lo gestisca o lo faccia gestire con prudenza e soprattutto tenendo presente quali sono le regole del gioco, cioè l'obiettivo è quello del rendimento, dato un certo rischio. Non c'è scritto in queste regole del gioco che chi gestisce queste somme non è uno di passaggio, uno a caso, è BlackRock, il gigante mondiale del risparmio gestito, si possa concedere distrazioni inseguendo altri obiettivi, cioè l'obiettivo è quello del rendimento dato un certo rischio. Nessuno ha chiesto ad American Airlines o a BlackRock di combattere contro il riscaldamento globale, sfruttando quelle somme. E da qui la gravità della vicenda, cioè il giudice dice: guardate che si è rotto il rapporto fiduciario, è stato ingannato il dipendente, a prescindere dai mancati rendimenti, perché il dipendente poi è stato cornuto e mazziato, perché lui ha fatto rilevare che quegli investimenti verso società che combattono il cambiamento climatico e si fregiano di questa etichetta di essere rispettose dei fattori ESG, quegli investimenti erano stati sottoperformanti di almeno il 10% rispetto agli investimenti normali. Quindi doppio danno. E il dipendente ha detto: è stata tradita la mia fiducia. E siccome le regole negli Stati Uniti che governano quei fondi sono molto severe, American Airlines per il momento è stata, diciamo,
condannata, ma non c'è ancora una sanzione. La sanzione sì, il giudice si riserva di determinarla entro fine mese, per cui la vicenda non finisce qua. Ma il terremoto, come dire, lo tsunami più che il terremoto, quindi l'onda che è partita dagli Stati Uniti, è un'onda che già potrebbe essere di attualità in Italia e in Europa. Perché? Se l'amministratore delegato di una società spende delle somme per perseguire degli obiettivi che non sono quelli strettamente legati all'economicità della gestione, io azionista o anche io depositante di una banca vado dall'amministratore delegato e chiedo: chi te l'ha detto? Dove c'è scritta questa cosa? Perché fai il paladino dell'ambiente quando non è il tuo mestiere? Ecco perché, ecco la crepa che si apre anche, tra l'altro, nei rapporti nostri, dei nostri risparmiatori col sistema bancario. Che titolo hanno le banche per chiederci notizie sulla sostenibilità dei nostri investimenti? La mia tesi, e l'ho già detta su queste ospitato da voi, è che la sostenibilità esiste per definizione, perché chi non rispetta l'ambiente finisce in galera, chi non rispetta le regole relative ai rapporti dipendenti, di lavoro dipendente, finisce in galera. Cioè c'è già un'abbondanza di sanzioni penali verso chi non rispetta certi parametri. Volerne mettere delle altre in modo surrettizio, ingannevole, è qualcosa contro la quale noi ci dobbiamo opporre. Negli Stati Uniti il vento è fortissimo, sono stufi di sentirsi così portare questo mantra della sostenibilità dappertutto. BlackRock è scappata, sostanzialmente BlackRock. Tra l'altro c'è stata una curiosa coincidenza temporale. La sentenza è di venerdì. BlackRock ha deciso di ritirarsi da questa alleanza dei gestori di risparmio finalizzati, focalizzati sul risparmio di emissioni. Si è ritirato perché ha detto: ormai ci hanno scoperto. Noi, tutti gli investimenti finanziari hanno uguale dignità. E ovviamente società che non rispettano la legge è chiaro che non sono destinatarie dei nostri risparmi, ma ci mancherebbe. Non c'è bisogno che vengano a dircelo quelli i paladini della sostenibilità. È già fuori dal circuito legale chi opera fuori dalla legalità, ma stiamo scoprendo l'acqua calda. Ripeto, la lezione per noi è molto molto importante. Secondo me, vuol dire, chi ci ascolta dovrebbe, se non l'ha già fatto, così sviluppare almeno uno spirito critico, che io ancora qualche giorno fa, no, chi accede a un normale portale di remote banking si sente chiedere: vuoi partecipare alla verifica della tua sostenibilità? Sono sostenibili le tue attività imprenditoriali? E con la minaccia di condizionare l'erogazione del credito, perché è lì che vogliono arrivare. E io concludo che ci provino a farlo, perché saranno portati davanti a un tribunale, sia chi appunto condiziona l'erogazione del credito a questi fantasmi, sia chi magari prende il nostro denaro e lo indirizza prevalentemente verso destinazioni che non hanno come obiettivo essenziale l'economicità della gestione, che è quella che tu, gestore, devi rispettare per prenderti il mio denaro. Questi sono gli elementi essenziali che dobbiamo portare a casa da questa vicenda. Ecco, pronto? Mi sente, dottor Liturri? Sì. No, volevo chiederle, queste commissioni sono una deriva ideologica che poi viene manipolata in modo autoreferenziale a chi le compone e ci guadagna, che ne so, uno stipendio, oppure queste commissioni ambientali, l'ESG,
possono anche coprire giri d'affari non proprio trasparenti. Vi è una possibilità, oppure semplicemente, come lo vediamo anche insomma in Italia quando si parla di cinema, non occorre essere di destra per rilevare che vengono finanziati film di autori cosiddetti tali, presunti tali di sinistra, magari di €500.000, e poi esce nelle sale e il film lo vedono in 17. Eh, ecco, succede qualcosa del genere, è per questo che vengono composte internamente le aziende, e adesso Trump l'ha già detto, basta soldi a queste commissioni, quindi è girato il vento, o addirittura possono servire per nascondere, come dicevo, altre attività. Ma io non mi sento di fare quest'ultima ipotesi, mi fermo alla immagine principale, e cioè questa storia della sostenibilità, della transizione energetica, molto prosaicamente, era e tuttora è una grande occasione di profitto. E quindi si è creata l'ideologia per servire questi obiettivi di profitto. Guardi, la dico in modo molto semplice. Così come la Volkswagen fece partire il passaggio all'elettrico non perché gliel'avesse chiesto qualcuno, perché credeva fosse un'occasione di business. Peccato avessero fatto male i conti. Ecco, quello è l'esempio che ci fa capire. E a quel punto hanno montato tutto questo movimento. Siamo noi colpevoli del riscaldamento globale. Se passassimo all'elettrico e riempissimo di pompe di calore le nostre abitazioni, potremmo contribuire a frenare il riscaldamento globale. È partito questo movimento ideologico, un'ideologia a supporto di un banalissimo e vile obiettivo di profitto. Ora cos'è cambiato? Non sta funzionando, banalmente, non sta funzionando. Cioè, non tutte le strategie per guadagnare vanno in porto, vanno in buca. Stavolta non sta funzionando, perché il mercato non sta rispondendo, perché quest'idea di creare nel mondo del risparmio degli strumenti che rendevano X e degli strumenti che rendevano Y, dove magari Y sono gli strumenti, il rendimento Y è quello degli strumenti destinati a finalità ESG, superiore a quello delle tradizionali, no? Perché il fossile fa male, inquina. Ho capito, ma allora la domanda che poi manda in tilt tutti è: l'industria degli armamenti che facciamo? Questa è la domanda che getta nel panico i sostenitori dell'ESG e della sostenibilità. L'industria degli armamenti non è sostenibile per definizione, vende morte. Ditemi voi cosa c'è di meno così, di più insostenibile di questo. Che facciamo? Togliamo i finanziamenti a Finmeccanica? Non compriamo più i titoli della Rheinmetall, della gigante tedesco che fa carri armati? Cioè, si sono letteralmente incartati e, ripeto, pensavano che accadesse, cioè le cose prendessero un'altra piega, ma la realtà non gli ha dato ragione. Ma ripeto, ecco perché si sono fatti aiutare dall'ideologia, no? Perché quando ti fai due conti, i conti non tornano, poi magari sei prigioniero dell'ideologia, sei anche capace di essere accecato. Ma i conti non stanno tornando da un bel po', e quindi il cambio il riorientamento è notevole, perché poi diciamo la gente come BlackRock non piace perdere soldi, quindi quando vedono i loro depositanti che scappano perché questa cosa della ideologia ESG li sta spaventando, beh, loro cambiano rotta, non perché, ma perché non guadagnano. Quindi molto prosaicamente si sta avvenendo questo, cioè la realtà, la cruda realtà, gli obiettivi di profitto non si sono realizzati, e allora BlackRock cambia idea. E allora vediamo pure gente come Mark Zuckerberg, il proprietario di Facebook, di Instagram, diventa amicone di Trump all'improvviso. Perché? Non perché, perché, come si dice, tutti tengono famiglia, ecco, detto Ma banalmente. E questo in allora, conclusione, ecco, diceva questa vecchia frase: follow the money, no? Segui il sì. denaro e capirai parecchie cose.
E così Cherchez si spiega anche l'argent. questa cosa. Una volta nei gialli si diceva cherchez la femme, adesso cherchez l'argent. Ecco, un'ultima cosa, dottor Liturri, il fatto perché ci sono, lo ha detto anche lei all'inizio della trasmissione, l'ha ricordato, ci sono ormai tante aziende che hanno annunciato queste commissioni SG chiudono, e il fatto che sia passato sotto silenzio, allora, da una parte quindi in Italia e in Europa pensiamo il peggio, cioè hanno coperto questo andazzo. Io ho fatto una ricerca veloce, potrei sbagliarmi, non ho visto le reazioni diciamo del mondo arcobaleno, ambientalista, eccetera. Non hanno strepitato, non hanno urlato al fascismo, non hanno urlato al nazismo, non hanno urlato al mondo che finisce tra 20 minuti. Sono stati zitti, almeno quello. Poi se mi è sfuggito qualcosa, questo silenzio, ammesso che io non mi sia sbagliato e non abbia consultato abbastanza, diciamo, i documenti, è anche segno di malafede a sto punto, perché se sei convinto, Eh, secondo ha lei, già dato una risposta quasi esaustiva. Io aggiungo solo, siccome questi, quando partì un po' tutto questo, c'è una frase in un libro che riporta le parole di Al Gore, che negli anni 90 fu colui che fece partire tutto questo movimento, in cui disse, per convincere i suoi, no, della bontà, disse: dobbiamo mettergli paura. Cosa voglio dire? Queste cose, non è ancora partita la parola d'ordine della reazione, che ci sarà. Però siccome non è un movimento dal basso, è un movimento dall'alto, diciamo, chiamiamole elite, che è un termine che a me non piace, però le persone che hanno grandi interessi in queste vicende non hanno ancora fatto partire la controffensiva, ammesso e non concesso che decidano di farlo, perché, ripeto, la questione è abbastanza complicata, la rimonta per loro è abbastanza complicata in questo momento, quindi non è partita, potrebbe partire, ma il comando arriverà dall'alto, perché tutta questa gente si muove a comando. questa è una interessante deduzione. Allora, io so che il dottor Liturri ha i suoi impegni, degli impegni, lo ringrazio per la sua disponibilità e per la sua consueta chiarezza. Grazie, dottor Liturri, a risentirci presto. Grazie e saluti a tutti. Allora, abbiamo ancora qualche minuto. Linee aperte, apriamo queste linee telefoniche, spalanchiamole 0292 947 222 e anche il servizio WhatsApp 340 670 9659. Dite la vostra, che ho detto larga la foglia, stretta la via, dite la vostra che ho detto la mia. Bla 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 bla. Allora, andiamo. Qui vedo un WhatsApp di da qui non riesco a entrare su YouTube, comunque il titolo è chiaro di questo messaggio, insomma, a cui è accluso un link. Giorgio Lombardi: l'Italia non tema i dazi di Trump. Beh, staremo a vedere. E poi l'ANSA compie 80 anni, Mattarella alla mostra al Maxi. E poi caos treni, esposto dell'FS, ennesimo incidente anomalo, circostanze sospette, Lega dalla sinistra, sciacallaggio. Mohammad Sinvar approva l'accordo in linea di principio, era la notizia di ieri in chiusura trasmissione. Quando l'obesità diventa malattia. Allora, facciamo dai servizi, vediamo se mi elencano tutti questi 18 segnali. No. Sono addirittura 18, cioè, qualcuno lo trovi sicuro, 18 segnali a rischio. Cambiano le definizioni e i parametri per la diagnosi dell'obesità, prevedendo test più precisi che superano il vecchio concetto di indice di massa corporea, BMI, arrivando a definire quando tale condizione è un'epidemia silenziosa che colpisce
A oggi oltre 1 miliardo di persone nel mondo diventa una malattia vera e propria. Il campanello d'allarme è fissato dagli esperti in 18 criteri, la cui presenza segnala che la condizione è patologica. È il frutto del lavoro di una commissione, 56 esperti mondiali, bla bla bla. Oltre al BMI, l'attuale approccio medico per la diagnosi, vengono introdotte altre misure del grasso corporeo, ad esempio la circonferenza vita o misurazione diretta dell'adipe attraverso la DEXA, scansione della densitometria ossea, e si distingue tra 2 tipi di obesità, quella clinica e preclinica, con lo scopo di garantire un trattamento semplice, più personalizzato ed evitare la sovradiagnosi. Un documento che arriva proprio mentre si attende che in Italia il nuovo piano per la cronicità stabilisca il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica, come chiesto da medici e associazioni di pazienti. Io sono malato, sono molto malato. Addirittura sto andando verso la grande obesità. L'obesità clinica, sì, perché io lo debba dire sorridendo non lo so, ma ognuno. L'obesità clinica indica una malattia cronica vera e propria associata ad una concomitante disfunzione d'organo, mentre l'obesità preclinica è associata a un grado variabile di rischio per la salute ma senza patologie concomitanti. La Commissione ha fissato 18 criteri, allora, 13 per gli adulti e 13 per i bambini e adolescenti. Allora c'è la dispnea, che qua ho dei magri davanti, mamma mia, forse Sammy, Antonino, ma appena Sammy, ma qua sono tutti magri, mamma mia. Che brutto mondo, scusate, la tosse mi... La dispnea, cioè l'affanno, l'insufficienza no, la tosse non c'entra, l'insufficienza cardiaca, il dolore al ginocchio o alle anche, alcune alterazioni delle ossa articolazioni dei bambini e degli adolescenti in grado di limitare i movimenti, altri segni e sintomi causati da disfunzioni a livello di altri organi, compresi i reni, vie respiratorie, sistema nervoso, urinario, iproduttivo. Non so se manca una R, perché iproduttivo non so proprio cosa significhi. Un nuovo approccio per la diagnosi con più sfumature e più accurato. Il BMI, spiegano gli esperti, non rappresenta infatti una misura affidabile di salute o malattia e può portare a diagnosi errate. Allora, qui abbiamo Francesco Rubino del King's College di Londra. Le evidenze scientifiche raccontano una realtà molto più sfumata. Alcuni individui con obesità possono mantenere una normale funzione d'organo in buono stato di salute globale, anche a lungo termine, mentre altri mostrano segni di malattia grave subito. La nostra riformulazione riconosce la realtà sfumata dell'obesità e permette un trattamento personalizzato. Poi qua riconoscere l'obesità come una malattia, in particolare l'obesità clinica, ossia quella accompagnata da segni e sintomi specifici, spiega invece Geltrude Mingroni, direttore dell'UOC Patologia dell'obesità del Policlinico Università Gemelli IRCS, consentirà di ridurre lo stigma associato a questa condizione. È un passo fondamentale per definire bla 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 bla. Allora, la parola d'ordine è dimagrire, cari miei, dimagrire, perché non va bene. Kate allontana l'incubo, il cancro è in remissione. Apertura sul Corriere, treni, nuovi disagi sulla Roma-Firenze, esposto delle ferrovie, orario e tipo di guasti sospetti. La Lega denuncia dalla sinistra sciacallaggio. Scusate. Il film Latino alle medie non obbligatorio. Ai miei tempi c'era latino alle medie non obbligatorio, era facoltativo. Mi ricordo c'era poi potevi scegliere tra latino e applicazioni tecniche. Io odiavo applicazioni tecniche, odiavo, e scelsi latino. Scusate. Più storia, ma solo di Italia e Occidente. Lettura della Bibbia, le novità di Val di Tara. Può sembrare
Questa magari potrà far discutere ai più laici la lettura della Bibbia, ma domani ne parleremo con Corrado Ocone. Ieri abbiamo parlato di libri, domani parleremo di un fenomeno che ha toccato gli Stati Uniti. Il bestseller negli Stati Uniti tra i libri è la Bibbia, che ha aumentato le vendite del 22%. Pensate, le vendite negli Stati Uniti di copie di libri sono aumentate dell'1%, la Bibbia più 22%. E questo è un segnale che è stato trattato da Corrado Con in un articolo su Libero, e domani qui da noi a Oltre la pagina, che va all'intervallo, alle ore 14 precise. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il capolavoro dell'anno. Vincitore di 5 premi EFA. Candidato a 10 Golden Globe. Carla Sofia Gascon, Selena Gomez, con Zoe Saldana. Ascoltare e accettare. Emilia Perez, un film di Jacques Audiard, dal 9 gennaio al cinema. In concorso all'81esima mostra del cinema di Venezia. Devo chiamarla Maria o la Callas? La candidata ai Golden Globe Angelina Jolie regala la performance della vita. La mia vita è l'opera e non c'è ragione nell'opera. Maria, un film di Pablo Larraín, dal 1 gennaio al cinema.
Lasciamo gli Skynar Linard e andiamo con Qui Parlamento e il prossimo ospite. Vai con la sigla. Qui Parlamento. Il nostro ospite, come vi ho preannunciato, è il senatore Manfredi Potenti, che rappresenta la Lega in Commissione Giustizia a Palazzo Madama. Benvenuto, bentornato ai nostri microfoni, senatore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, parliamo del disegno di legge, del decreto giustizia, Sì. perché c'è un suo emendamento che è davvero, io mi sono permesso, senatore, di ritenerlo dirompente nei contenuti, perché si inserisce in quel corpo impenetrabile che è la magistratura italiana, perché grazie al suo decreto nei consigli giudiziari vengono introdotte anche figure tra virgolette laiche, e questi consigli giudiziari avranno la possibilità di controllo nei confronti, insomma, non controllo in senso di militaresco, ma nel senso di verificare più trasparenza, insomma. Ecco, a lei la parola per spiegarci del suo emendamento, i contenuti del suo emendamento e che effetto possono avere. Assolutamente, lo spiego con parole semplici per far capire a chi ci ascolta. I consigli giudiziari sostanzialmente sono degli organismi territoriali composti da magistrati, avvocati e professori universitari che presenti in ognuno diciamo, dei distretti di corte d'appello si occupano sostanzialmente in attuazione, insomma, di quella che è la riforma dell'ordinamento giudiziario, che si trattino in questa sede diciamo una sorta di attività consultiva nei confronti del CSM, redigendo pareri relativi per esempio alla progressione di carriera, al cambio di funzioni e ad altre evenienze, insomma, della vita professionale dei magistrati. Quindi in questi organismi partecipano anche gli avvocati e i professori universitari. Fino ad ora su alcune materie molto importanti, quali sono casi ovviamente non frequentissimi, ma ad esempio il cambio di funzioni o gli aspetti delle valutazioni in ambito disciplinare, la partecipazione in questi consessi degli avvocati rimaneva esclusa e comunque sia in qualche modo non paritetica a quella della, diciamo, presenza in un organo che comunque è composto da professionisti, non sono, diciamo, soggetti presi per la strada o diciamo, come si dice, giudici onorari che vengono investiti casualmente o occasionalmente di funzioni giudiziarie. Sono dei professionisti che ovviamente lavorano quotidianamente a contatto con la magistratura. Quindi abbiamo semplicemente, come posso dire, dato loro la dignità di poter sedere nelle discussioni afferenti a alcune materie, come ad esempio le incompatibilità tra il magistrato e una figura che può essere un parente, un affine che svolge magari funzioni di magistrato, di avvocato o membro della polizia giudiziaria, con cui occasionalmente il magistrato titolare viene a contatto, ecco, comportano delle valutazioni da fare rispetto a, diciamo, la loro opportunità di rivestire un certo incarico. Abbiamo permesso quindi di garantire in queste situazioni, queste tre situazioni, diciamo, di valutazione disciplinare, di valutazione di incompatibilità per la presenza nel contesto, insomma, lavorativo di persone familiari affini eccetera, e ovviamente nell'ambito del cambio di funzioni, quindi da funzioni inquirenti a quelle giudicanti e viceversa, di poter garantire agli avvocati e ai professori universitari componenti dei consigli giudiziari di sedere in quel consesso per riuscire a garantire, ecco, una sorta, chiamiamola anche di terzietà, cioè altrimenti è un organismo che giudica sui suoi stessi, voglio dire, no, cioè più che un organo di autodichia diventa, insomma, un giudizio su se stessi. Quindi garantire la pluralità, l'imparzialità e soprattutto la terzietà di coloro i quali trattino determinati affari, che poi saranno rimessi al Consiglio Superiore della Magistratura redigendo dei pareri relativi ad esempio alla progressione di carriera, al cambio di funzioni, ecco, tutte quelle evenienze della vita professionale che comunque incidono sulla qualità del servizio giudiziario. Questo. Poi ovviamente il decreto comprende tante altre cose.
Assolutamente. Possiamo parlarne, possiamo anche parlare un po' degli sviluppi, però volevo chiudere su questo punto. Dunque, io l'ho messa un po' in modo forse aggressivo, ma lei l'ha messa giustamente da politico che si confronta e anche lei ha lavorato in giurisprudenza anche, l'ha messa in termini propositivi. Quindi è questa la forma per avvicinarsi a quella riforma che il governo sta cercando di portare avanti. Poi volevo anche chiedere la separazione delle carriere, che prospetti ha, perché l'ANM ha parlato ancora una volta di incostituzionalità, si parla del referendum. Come stanno le cose, senatore Potenti? Guardi, allora, l'abbiamo visto al processo Salvini quanto sia già divisa la magistratura. Nello stesso giorno due persone che rivestono due incarichi giudiziari di magistratura, che hanno compiuto gli stessi studi, che hanno fatto lo stesso concorso, che sono entrati in magistratura facendo lo stesso tirocinio, eccetera, si ritrovano lo stesso giorno a sostenere due tesi diametralmente opposte su un fatto gravissimo di lapalissiana evidenza nell'ambito, insomma, di quella che è la qualificazione giuridica del fatto. Quindi ditemi voi se noi, dividendo le carriere, andiamo a dividere qualcosa che già fosse diviso culturalmente, lo è molto, perché quel giorno c'era un magistrato che sosteneva che Matteo Salvini aveva sequestrato della gente su una nave, e lo stesso giorno c'era un magistrato che ha deciso che Matteo Salvini è assolutamente innocente. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Stiamo semplicemente cercando di garantire una terzietà di una parte dei magistrati che svolgono un ruolo determinante, che hanno dei poteri talmente particolari che qualcuno dice nel processo, saranno parimenti agli avvocati messi sullo stesso piano. Il pubblico ministero non potrà mai essere messo sullo stesso piano dell'avvocato, perché il pubblico ministero gestisce la polizia giudiziaria, il pubblico ministero ha poteri di sequestrare, l'avvocato non ce li ha, e allo stesso tempo il pubblico ministero ha un compito importantissimo che si trascura di tenere di conto. Il pubblico ministero deve svolgere anche indagini a favore dell'indagato per cercare le prove della non colpevolezza dell'indagato. Nessuno forse se lo ricorda, in tanti, forse gli ultimi due ministri della giustizia, la Cartabia e l'allora ministro Bonafede, di aule di giustizia forse ne hanno bazzicate poche, salvo quelle, insomma, il ministro Cartabia della giurisdizione superiore, insomma, della Corte Costituzionale. Però ecco, devo dire, bazzicando e calcando i pavimenti molto umilmente delle aule di giustizia, si capisce bene che in certe situazioni il pubblico ministero fa tutto fuorché cercare le prove a favore dell'imputato, talché il giorno del processo c'era un magistrato pubblico ministero che ha chiesto la condanna di Matteo Salvini per una cosa che 20 minuti, 2 ore, 7 ore dopo è stata apertamente sconfessata dal giudice. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo disconnettere quelle che sono delle comprensibili compromissioni anche umane, ma dobbiamo cercare di limitarle tra chi giudica e chi dall'esterno vorrebbe fare del magistrato un soggetto portatore di interessi di una parte politica. Questo è, diciamo, il ruolo della riforma della separazione delle carriere. Il magistrato ovviamente fortunatamente è già un soggetto terzo, non per nulla le vicende Palamara riguardavano le nomine apicali della magistratura inquirente, non di quella giudicante, o almeno nella maggior parte dei casi, salvo qualcuno che chiedeva favori, perché è nel ruolo della magistratura inquirente che si concentrano i poteri più utili a chi vuole controllare, diciamo, la vita altrui attraverso delle vicende che non sono propriamente legali. Quindi la divisione culturale delle carriere di fatto esiste già, è solo questione di dargli una organizzazione istituzionale giusta, che fino ad ora nessuno ha avuto mai il coraggio di fare. Spero di averlo spiegato in maniera chiara. No, chiarissimo. Allora, chiaramente senza entrare in dettagli tecnici, una valutazione complessiva sui tempi e anche sul quadro politico, perché dico per esperienza, quando qualsiasi riforma in Italia ha i muri, proprio da quando seguo la politica. Questa è una riforma
particolarmente delicata. Cosa si aspetta succederà prossimamente? Diciamo culturalmente sì, il nostro paese è radicalmente legato alla consuetudine, quindi qualunque cambiamento viene vissuto come un trauma. Non per nulla, per iniziare a parlare di federalismo abbiamo dovuto iniziare con la secessione, nel senso, chi ricorderà gli anni 90, è evidente che diciamo per far reagire le strutture positivamente a un cambiamento virulento che mentalmente viene percepito come la rivoluzione copernicana, dobbiamo accompagnare il sistema in maniera tale da garantire che l'esercizio di determinate funzioni non deve venire compromesso, ma deve venire indirizzato alla migliore efficienza e diciamo efficacia di questo in rapporto ai diciamo problemi che riscontriamo quotidianamente sull'efficientamento della giustizia. È ovvio che cambiano i tempi, cambiano i modi, siamo di fronte ormai al processo telematico, ci sono delle tutele e delle garanzie che andranno in qualche modo rafforzate nell'ambito della come posso dire, terzietà, anche in funzione del fatto che sono cambiati i modi di comunicare. Una volta insomma ci si doveva trovare fisicamente con una persona per poter concordare o diciamo decidere qualcosa, ora a volte insomma si comunica ormai attraverso il telefonino, quindi figuriamoci se ci possiamo in qualche modo convincere del fatto che basti una riforma a tenere indenne in qualche modo no, la terzietà di una persona. È anche la modalità di crescita e l'ambiente in cui si lavora che fanno di una persona la, voglio dire, sentinella delle garanzie e delle imparzialità e della terzietà. Quindi bisogna creare un ambiente, diciamo, più asettico possibile in cui la figura, diciamo, ecco, del magistrato, ma vale per qualunque altro settore della pubblica amministrazione, sia anzi rafforzata agli occhi dei cittadini, che oggi, se si guarda i sondaggi, per almeno il 54%, l'ultimo sondaggio di qualche giorno fa, ritengono che la magistratura sia in qualche modo influenzata in maniera tendenziale da una parte della politica. Sono prevalentemente, guarda caso, gli elettori di centrodestra che promuovono in qualche modo la bontà delle riforme a sostenere questo, almeno guardando ai sondaggi, ma in realtà poi ci sono tanti cittadini che non parlano, che hanno bisogno dei servizi giudiziari quotidianamente, anche per cose magari stupide come un'amministrazione di sostegno o l'ammortamento di un assegno bancario che è andato perso, e spesso e volentieri ci si rende conto che il sistema è veramente molto complesso. Noi stiamo introducendo dei sistemi per renderlo in maniera più duttile, più semplice, idoneo alla modernità. Ecco, questo forse è l'obiettivo finale. Assolutamente. Direi che allora possiamo concludere, lasciamo il senatore Manfredi Potente ai suoi impegni, lo ringraziamo e a risentirci presto. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, buona giornata. Qui Parlamento. Allora, adesso vediamo se ci sono aggiornamenti. Io farei un altro intervallo con questi meravigliosi Skynar Reinhard. Vediamo se ci sono aggiornamenti sul incidenti mortali. La Cassazione, Autostrade per l'Italia deve risarcire il danno per la mancata presenza del guardrail. Tregua a Gaza, Wall Street Journal, Sinwar approva l'accordo in linea di principio. Fonti di Israele, Hamas vuole farlo saltare. Allora, intervallo e poi andiamo a chiudere questa slot con Segui la Lega.
E lasciamo questo, quasi un onchi dei Skyliner e rientriamo sempre in diretta, sempre a Radio Libertà, sempre oltre la pagina, e ogni momento buono è buono per seguire la Lega, quindi addentriamoci in questa rubrica Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Come sempre sono sul sito immarcescibile legaonline.it, scritto legaonline.it. Quante sono le cose che si possono fare su questo sito? Consultare il calendario delle feste, ogni tanto quando ce vo, dicono a Bolzano, e poi iscriversi, è molto facile, è molto semplice, si versano 10 euro, lo si può fare, come lo si può fare? Anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che vi iscriviate PayPal. Che PayPal è stata inventata da Musk, se non sbaglio, ci ha fatto i soldoni. Poi fornite i dati richiesti, fornite il codice fiscale e quindi vi verrà recapitata per via postale. Ma se di mezzo ci sono le poste italiane, io mi permetto di raccomandare ampi, profondi, calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Il momento di autodeterminazione civica, io lo chiamo così, il tuo sostegno vale 2 per 1000, una scelta libera a difesa dell'Italia in Europa. Sono soldi che lo Stato vorrebbe tenersi per sé, ce li ha già, noi perlomeno possiamo dirgli spendili lì o là, insomma possiamo dare l'indicazione. In questo caso questo redazionale della Lega, noi con lieto e contento indichiamo il D43, vale a dire il sostegno per la Lega. Il tuo sostegno vale il 2 per 1000, scelta libera a difesa dell'Europa, non ti costa nulla. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43. D di Domodossola, 4 i cavalieri dell'Apocalisse, 3 invece il numero perfetto, D43. E adesso passiamo alle apparizioni radio-televisive dei protagonisti della Lega, i suoi eroi, vale a dire i politici. Abbiamo oggi alle 18:40 Rai Radio 1 con il sottosegretario Claudio Durigon. 18:40 Rai Radio 1. Sempre oggi, no scusate, ho sbagliato, domani, in ora antelucana, per chi vi parla praticamente nel cuore della notte, alle 8 del mattino, trasmissione storica di Rai 3, Agorà, con il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari, domani mattina alle 8, Agorà Rai 3. Invece venerdì è 17, quindi dal 16, lunedì 20 di gennaio, quindi tra 5 giorni, ancora Riccardo Molinari alla sera, però alle 20:30, ora di cena, 4 per voi. Dopo ci sono quelli che cenano alle 11, alle 23, 4 di sera, Rete 4, lunedì 20 di gennaio, sempre Riccardo Molinari, sempre il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, chiedo scusa. E mi sembra che il ciclo degli appuntamenti con gli esponenti leghisti sia terminato, e non ricordo mai se c'è la sigla di chiusura. No, non c'è, non esiste sigla, mi sbaglio sempre. Togliamo la condivisione, così non condividiamo i fatti nostri con altrui.
E andiamo a vedere, ero su Dagospia, vediamo Dagospia ha sempre qualche immagine che aiuta a alzare l'audience. Questo in realtà non è volgarità da parte mia, sto facendo il verso al leggendario Lorenzo Arbore, indietro tutta, e si alza l'indice di ascolto, era 1987. Però adesso sono le 14.30, quindi ci fermiamo e tra 5 minuti partiamo con la terza pagina col professor Flavio Felice e parliamo di buon governo. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Allora, buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi due consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
Va ora in onda, terza pagina. Poliarchia, plurarchia sono temi trattati in questo saggio che è ancora alle stampe. La sua uscita è imminente, diciamo, conosciamo grossomodo i contenuti, il titolo, Pensare al buon governo, la casa editrice che è Libreria Editrice Vaticana, credo manchi veramente molto poco alla sua uscita nelle librerie. Intanto abbiamo l'autore, vale a dire il professor Flavio Felice, ordinario di storia delle dottrine politiche. Benvenuto professore, grazie per essere qui con noi. Grazie a lei per l'invito, un saluto a tutti, grazie. Allora, il buon governo, che in Italia, professore, si basa, se non sbaglio il suo saggio, sui principi di plurarchia e poliarchia, poi magari appunto le chiedo di definirli. Mi sembra anche di poter dire che ci sono dei riferimenti storici che magari sono stati dimenticati, me li sono ricordati perché in terza elementare, terza media, poi anche al liceo, puntualmente ti spiegano che l'Italia dei comuni era lì, anche se non era propriamente Italia, ha attraversato uno dei periodi più prosperi della propria storia, e tuttora direi, no, che se andiamo nei comuni, giriamo le città italiane, vediamo che i monumenti, i palazzi, le chiese, insomma, quelli più storicamente, artisticamente belli, di valore, che danno lustro, grosso modo sono stati edificati in quel periodo. Anche perché io personalmente sono uno che non ama per nulla l'architettura fascista, al di là della politica, non mi piace, è massimalista e non mi piace per niente, molto meglio l'architettura del 200-300. Allora, non so se possiamo partire da lì, a lei la parola per un po' anticipare i contenuti, per spoilerare, si dice, non è un romanzo, è un saggio, quindi si può sicuramente anticipare qualche tema di questo Pensare al buon governo. Prego professore. Sì, la ringrazio per questa occasione che mi consente appunto di parlare, di presentare questo mio lavoro che è in uscita, è proprio in stampa, quindi credo che sia veramente questione di giorni. Io mi sono rifatto alla categoria politica del buon governo, che è a tutti gli effetti una categoria politica che è stata studiata da tantissimi autori, possiamo dire che dall'epoca medievale, o meglio, forse è più corretto dire preumanistica, fino ai nostri giorni, è una delle categorie più battute nella teoria politica. E io mi sono rifatto esattamente sono partito da quel trittico pittorico, da quel ciclo pittorico che è conservato nel Palazzo Pubblico di Siena, appunto il ciclo pittorico del buon governo del Lorenzetti, nel quale il pittore raffigurava l'allegoria del buon governo, poi gli effetti del buon governo e gli effetti del cattivo governo. Ora, ripeto, dal XIV secolo, epoca in cui è stato realizzato il ciclo pittorico, ad oggi credo che non ci sia stato filosofo della politica, teorico della politica, che in qualche modo non si sia occupato di quel ciclo pittorico, o comunque che non abbia intercettato le problematiche che solleva quell'opera. E io sono partito proprio da lì,
partendo però da una riflessione già presente in letteratura, in modo particolare da parte di Luigi Einaudi, non solo Luigi Einaudi ma anche Luigi Einaudi, e più di recente dai neo-istituzionalisti americani Daron Acemoglu e James Robinson, che peraltro sono stati insigniti recentemente del premio Nobel per l'economia, i quali appunto si sono anche loro cimentati con questo tema. Ed io appunto, riprendendo una vasta letteratura, ho cercato di dare anche una mia interpretazione del buon governo, e non c'è dubbio che se guardiamo dal punto di vista storico, quindi al di là della categoria astratta della politica che è il buon governo, se guardiamo i riferimenti storici, è vero quello che le dice, il periodo che normalmente viene considerato di massima espansione in termini di sviluppo economico, culturale del territorio che oggi noi chiamiamo Italia, coincide esattamente con quello dei liberi comuni. I liberi comuni sono un'espressione tangibile di questo sviluppo. Io poi ho cercato di collegarlo alle tematiche che lei ha citato, appunto, della plurarchia e della poliarchia. Proprio perché in realtà c'è un'interpretazione abbastanza convenzionale del buon governo, che riprende soprattutto la matrice aristotelico-comunista, che ci dice che il buon governo è la buona politica. In realtà la mia interpretazione è leggermente diversa, ed è anche per questo che faccio riferimento a poliarchia e plurarchia, nel senso che il buon governo non è la buona politica, ovvero il buon governo comprende anche la buona politica, ma il buon governo è un insieme, un sistema di buoni governi, dove la politica è una parte dello scacchiere, ma non è l'intero scenario, non occupa l'intera scena. E infatti, guardando il ciclo del buon governo, in modo particolare gli effetti del buon governo, noi che cosa ci accorgiamo? Ci accorgiamo che la politica ha un ruolo importante, ma è un ruolo, potremmo dire, di parte, una quota parte del ciclo pittorico, in questo caso della tavola degli effetti relativi agli effetti del buon governo. Accanto alla politica, e quindi al buon governo della politica, abbiamo il buon governo dell'economia, abbiamo il buon governo delle arti, abbiamo il buon governo della religione, abbiamo il buon governo dell'esercito, delle arti militari. Insomma, il buon governo è esattamente un insieme, un sistema fatto di tanti buoni governi. Ecco, e questa è un'interpretazione non convenzionale, quindi se uno mi chiede ma perché dopo 700 anni ti interessi del buon governo, è perché secondo me l'interpretazione che è stata data da buona parte degli studiosi, in realtà ovviamente una buona parte, oltretutto anche molto molto qualificata, ha ridotto il buon governo alla politica, e quindi il bene comune del buon governo al bene politico, mentre secondo me, proprio guardando quella raffigurazione pittorica, noi ci accorgiamo che il segreto di quel successo non era la buona politica, ma il buon governo di tutta la società civile, che non può essere ridotta alla sola politica. Ecco, questo è un po' in sintesi, in parole poverissime e pochissime, quello che intendo dire, appunto, intendo per buon governo. Ecco, prima di parlare anche della seconda parte del suo libro, Se vuoi la pace, edifica istituzioni di pace, mi sembra che ci sia proprio un concetto che si rifà anche a Benedetto XVI, concetti ripresi poi dallo stesso Papa Francesco. È un concetto molto interessante, anzi fondamentale. Ci siamo dimenticati che la pace non significa assenza di guerra. Sembra quasi che si debba sempre vivere in guerra, e poi la pace è un intervallo e dirsi fortunati. Dovrebbe essere il contrario. E questo è collegato al principio del buon governo. E questo quindi le chiedo di spiegarlo, appunto, a beneficio di chi leggerà il suo saggio. Professore, per una domanda, diciamo, un po' più terra. Allora, tutto è stato, faccio una sintesi con parole mie, è un'espressione che detesto, ma va bene così. Allora, il principio della poliarchia, della plurarchia, intende coinvolgere nel buon governo delle cose tutti il maggior numero di possibili cittadini, con divisione, che fosse la forma più alta di democrazia. Invece siamo arrivati ad avere dapprima il primato della politica, poi una sorta di, non proprio di egemonia, ma di
presenza della politica intesa come dominante, e poi siamo arrivati a quella che un certo signore, che poi però in politica c'è stato quasi 30 anni, che ha chiamato teatrino della politica, e tutto quello che abbiamo cominciato a vedere da Silvio Berlusconi a Beppe Grillo è stato uno squalificarsi della politica. Allora le domando, è un punto di non ritorno, oppure il punto di ritorno è la poliarchia, la pluriarchia? Allora, dal momento che io non ho ascendenze hegeliane e non credo che la fine abbia una storia, allora scusa, ho sbagliato, che la storia abbia un fine, di conseguenza non credo che sia nulla di necessario, ma tutto sia nelle nostre disponibilità, nella nostra capacità di costruire il futuro. Quindi non credo che siamo di fronte ad un esito, potremmo dire, irreversibile. Parlare di criticare il primato della politica non significa metterne in dubbio la dignità, anzi significa riconoscerne un ambito specifico nel quale la politica ha sicuramente il primato, ed è nell'ambito dell'ordine, del mantenimento dell'ordine e della pace. Ecco, questo non significa che avere il primato in questo ambito specifico, che è una quota di una parte del tutto, significhi vantare una pretesa di primato e di egemonia su tutto. Anzi, è proprio la categoria del primato e dell'egemonia sul tutto che squalifica la politica, perché ovviamente la rende abile e in qualche modo disponibile a qualsiasi situazione, a qualsiasi anche arruffapopolo che intende, ne abbiamo conosciuti tanti in questi ultimi anni, che intende appunto occupare quello spazio. Quindi da questo punto di vista parlare e criticare il primato, negare il primato, l'egemonia della politica su tutto, significa sostanzialmente restituirla al suo dovere primario. Detto questo, qual è il rapporto tra buon governo e pace? Anche qui bisogna rifarsi, dal mio punto di vista, almeno io mi sono rifatto, ad una iscrizione presente nel ciclo pittorico, lì dove si parla di buon governo come matrice, ragione ultima della pace. Lì dove governa il buon governo, lì dove il buon governo è presente, allora le persone vivono in pace, vivendo in pace possono vivere anche in prosperità. E di qui allora l'idea di dedicare la seconda parte di questo volume all'idea di pace dal punto di vista appunto del buon governo. Cioè, che cosa è la pace? Come ha detto lei giustamente, la pace da questo punto di vista, riprendendo una tradizione che è prima agostiniana e poi kantiana, la pace non è una mera assenza di guerra, perché la mera assenza di guerra potrebbe essere anche una tregua, è quella che noi speriamo che accada ad esempio a Gaza. No? Cioè è una parentesi tra due guerre o tra due battaglie, che non è decisamente pace. La pace è l'impossibilità stessa invece di ricorrere alla guerra come strumento per risolvere i problemi a livello domestico, pensi alla guerra civile, ovvero a livello internazionale. E perché ciò accada, cioè perché sia impossibile o quantomeno difficile ricorrere alla guerra, è necessario dar vita a delle istituzioni che risolvano i problemi prima che qualcuno decida di ricorrere alla guerra. Di qui la sostituzione del noto aforisma si vis pacem para bellum con si vis quindi se vuoi la pace prepara la guerra, con si vis pacem para istituzioni, cioè se vuoi la pace costruisci le istituzioni, edifica istituzioni che possano garantire la pace, possano rendere favorevole la pace. È inutile qui, sono gli esempi. Quello che è più vicino a noi è stato sicuramente l'esperimento di integrazione europea, quando all'indomani della seconda guerra mondiale i tre leader delle potenze che si erano combattuti, Adenauer in Germania, De Gasperi in Italia e Schuman in Francia, decisero di mettere in comune l'interesse per il carbone e l'acciaio, cioè la materia prima per produrre l'acciaio, e intorno a questo interesse edificare una istituzione, la ricordiamo tutti, la CECA, che è stata la pietra miliare, la prima pietra per edificare poi quella
costruzione che oggi è decisamente in crisi, dobbiamo riconoscerlo, che è l'Unione Europea, e che ha reso impossibile il ricorso alla guerra in questi anni. Quindi buon governo e pace sono strettamente correlati da questo punto. Ecco, professore, la trattengo ancora un paio di minuti. Mi sembra che anche qui emerga la profondità, la lunghezza di pensiero del pensiero ratzingeriano di Papa Ratzinger, Benedetto XVI, perché mi sembra che qui di rileggere il discorso di Ratisbona, di rileggere non vi può essere fede senza ragione, non vi può essere ragione senza fede, perché il concetto che poi se ne emerge, adesso io lo sintetizzo in modo un po' anche grossolano, che la pace è la forma più alta di democrazia, perché mi sembra, io mi sono ricordato anche un altro modo di dire, la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi, qualcosa del genere. Ci siamo abituati a vedere nella guerra quasi esclusivamente una situazione etica, quindi disdicevole, sgradevole, spiacevole, terribile, tremenda. Beh, ci dimentichiamo anche gli aspetti, quelli più razionali, cioè se c'è la guerra tu non puoi sviluppare la democrazia, cioè è un pensiero elementare che però magari a tante volte ci sfugge, e mi sembra che anche questo voglia dire, anche in questa direzione vada il suo saggio. Sì, va esattamente in questa direzione, cioè lì dove c'è guerra, e qui torniamo al ciclo pittorico, perché poi il ciclo pittorico si conclude con gli effetti del cattivo governo. Se noi guardiamo gli effetti del buono governo è tutto benessere, gioia, delizia, c'è chi danza, c'è chi vende, chi compra, chi coltiva, chi discute politicamente in termini politici, e poi ci spostiamo immediatamente all'ultimo del pannello, che è quello relativo al cattivo governo, e invece c'è la tirannia, c'è la miseria, c'è la morte, i terreni non sono coltivati, gli animali sono abbandonati, sono animali selvatici, sono feroci, tutto è lasciato all'abbandono e tutto è miseria. Tutto è miseria, è l'emblema possiamo dire del governo, della politica. Non è più il buon governo, ma è la tirannia, il tiranno con tanto di zanne e di artigli. Ecco, questo è esattamente, possiamo dire, speculare al buon governo, cioè l'assenza di pace comporta miseria, comporta la privazione anche dei beni materiali, oltre che del benessere spirituale. E qui il riferimento a Ratzinger è adatto. Io in realtà ho usato il riferimento a Ratzinger proprio usando la sua definizione di politica, perché Ratzinger nella Caritas in Veritate, nell'enciclica Caritas in Veritate del 2009, ci dà una definizione di politica. Dice: la politica è la via istituzionale della carità, la via istituzionale. Quindi ci dice che per esercitare la virtù della carità, che è una virtù teologale, cioè il nome stesso di Dio, noi per vivere questa virtù teologale nell'ambito del mondo, cioè nel secolo, dobbiamo dare vita a delle istituzioni, dobbiamo costruire istituzioni, ed è questo il compito, costruire delle istituzioni. E quindi si ricollega a quello che dicevo prima: si dispace ma para istituzioni, se vuoi la pace costruisci le istituzioni. E poi mi sono collegato anche ad un'altra espressione di Papa Francesco quando afferma che la politica è il servizio il cui apice è la croce. Quindi significa che chi si rende disponibile ad agire nell'ambito della politica deve essere anche disposto ad abbracciare la propria croce, cioè a capire che esiste la sofferenza, esiste il dolore, esistono il limite e l'imperfezione dell'umanità, la vulnerabilità. E questo è un altro elemento che ha un valore non meramente morale, ovvero moralistico, ma ha un valore logico, potremmo dire epistemologico, ci consente di comprendere meglio come funzionano le istituzioni. Ecco, questo è un po' il corollario di questo mio lavoro. E allora possiamo andare alle conclusioni. Ricordiamo ancora Pensare al buon governo della casa editrice Libreria Editrice Vaticana. La sua uscita è imminente, è in libreria, poi lo troverete anche online. L'autore è Flavio Felice. Io lo ringrazio davvero, e a risentirci. Da quello che mi ha detto ieri, professore, non proprio presto, tra qualche tempo, perché ha degli impegni transoceanici, magari. Esatto. No, Va bene. Diciamo.
Allora, intanto buon lavoro lontano, anche se lontano dall'Italia, buon lavoro e congratulazioni e complimenti, e poi insomma, speriamo di risentirci comunque al più presto. Grazie ancora di tutto. Grazie, tanti auguri a tutti, arrivederci. Allora, togliamo la condivisione. Cosa abbiamo ancora? 5 minuti? Oggi non ho telefonato a nessuno, ma penso un po'. Io ripeto, 0292947222, l'ultima telefonata, la prima e ultima telefonata dello Iorno, 340-670-9659 invece il numero per usufruire del servizio di WhatsApp. Allora, abbiamo qui un altro messaggio, Daily War, ma questo è in inglese. Dunque, mandatemelo in francese. È vero che è la lingua del bardo, bisognerebbe conoscerla proprio così. Allora, but redemption is real. Allora, c'è una telefonata. Meglio piuttosto che il mio inglese, il mio difficoltosissimo inglese. Pronto? Pronto Pellegrin? Sì, buongiorno. Salve. Buongiorno Pellegrin. Bravo Pellegrin. Sono Mario. Senta Pellegrin, adesso io non volevo chiamare nei giorni scorsi per dire che c'erano troppi incidenti, troppo concentrati in tutta Italia. E non volevo fare la solita denuncia, caro Pellegrin, ecco qua, il solito complottista, il terrapiattista e cosa. Ora vengo a sapere dalle TV e cosa da televideo che c'è un esposto delle Ferrovie dello Stato, va bene, una denuncia anche alla Digos per via che ci possono essere stati dei sabotaggi, perché la cosa è sospetta, indaga pure la Digos. A questo punto non sarebbe meglio che il signor Salvini convoca praticamente tutte le testate nazionali, fa una bella conferenza stampa e dire come stanno realmente le cose, al di là delle indagini della magistratura? Siccome le Ferrovie dello Stato, che sono un organo importante, sospettano casi di sabotaggio, chi può averli fatti o non averli fatti, questo non ha importanza, ma chiarisca qual è, in una conferenza stampa pubblica, come stanno le cose e lo stato dei treni in Italia. Ecco, questo perfetto. Qua, grazie. Grazie Mario, credo che Salvini aspetti di avere qualche elemento in mano prima di parlarne, non lo so, vado a naso. Comunque osservazione giusta, perché Mario dice non volevo sembrare il solito dietrologo. È vero, c'è il rischio di sembrarlo, però le intercettazioni di Palamara le abbiamo ascoltate tutte, quindi noi sappiamo che in determinate situazioni, soprattutto quando c'è Matteo Salvini, scattano certi meccanismi che noi persone per bene consideriamo insopportabili, ma non siamo tutti per bene. 14:59, non sono per bene se sforo, quindi vado verso la conclusione. Non sono per bene se ringrazio Sveva e Lorenzo meravigliosamente sulla tolla di comando in regia tecnica, se non ringrazio voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Avete ascoltato Oltre la pagina.